Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, il quinto video della serie su PHP che facciamo. Oggi dobbiamo parlare di condizioni per il controllo dei flussi. Ma come sempre, prima di cominciare vi invito a iscrivervi al canale se avete piacere ed aiutarmi a far crescere questa bellissima community che sta diventando sempre più grande, lasciare un bel like al video se il video vi è piaciuto e farmi tutte le domande del caso nei commenti. Sigla! Bene, allora, cosa sono le condizioni per il controllo dei flussi? Beh, sono quello che esattamente già la parola ci dice, cioè delle condizioni che vanno a controllare i flussi del codice, che in PHP possono essere divise in tre situazioni differenti che possiamo utilizzare e che vanno a svolgere tre ruoli differenti all'interno delle nostre dinamiche. Quella più comune che vedremo, che utilizza anche WordPress, è la classica condizione if, else, else if e compagnia bella, che andremo proprio a vedere all'interno di questo video. D'altro canto possiamo avere anche lo switch, che è una situazione che va a valutare delle casistiche, dei case, e va a restituire un default o una condizione, quindi switchando le condizioni letteralmente in base appunto alla condizione che abbiamo dichiarato. Mentre ultimo non ultimo possiamo avere l'operatore ternario, che si chiama operatore ternario proprio perché è diviso in tre elementi: la condizione, la risposta se la condizione va a buon fine, quindi se è vera, e la risposta se la condizione non va a buon fine, quindi se è false. Ok? Nell'altro caso specifico possiamo andare a vedere un attimino cosa vuol dire condizionare i flussi. Le condizioni per il controllo dei flussi servono quindi a restituirci una pagina o una situazione all'interno della stessa pagina che viene determinata da una scelta fatta. Facciamo un esempio super easy. Vado ad aprire PHP, come sempre, all'interno della mia struttura e vado a creare in maniera rapidissima una piccola variabile che chiamerò $title uguale, e vado ad inserire un titolo, un hello. Ok, adesso voglio determinare che questa scritta hello venga stampata solamente nel momento in cui ho la sicurezza che corrisponde a quello che voglio venga stampato. Spiego meglio e lo vediamo benissimo adesso. Creo una condizione if se all'interno delle parentesi tonde devo andare a creare il confronto che mi permette di verificare la condizione. In questo caso gli andrò a dire: guarda, se la variabile che si chiama $title è uguale operatore di confronto alla stringa hello, e in questo momento ovviamente corrisponde, allora stampami $title. Salvo. Questa è una condizione. Allo stato attuale delle cose, quindi, quando vado a ricaricare la pagina, vedrò la scritta hello, perché la condizione è andata a buon fine. Le condizioni di questo tipo, che iniziano con if, possono anche essere fini a se stesse, quindi potrei non avere un'alternativa, tenendo anche conto che tutte queste funzionalità sono case sensitive, quindi fanno distinzione tra maiuscola e minuscola. Guardate ad esempio cosa succede se faccio il confronto con l'H minuscola. Non avrò nessuna scritta. Perché non ho nessuna scritta? Perché il confronto non è andato a buon fine. E in seconda battuta perché tutti i linguaggi di programmazione sostanzialmente sono stupidi. Se io non gli vado a dire cosa fare, loro non sanno come comportarsi. Infatti in questo caso specifico, vedete, ho creato una condizione che mi restituisca un risultato solamente nel momento in cui la condizione stessa vada a buon fine. Ma non gli ho detto cosa fare nel momento in cui la condizione non andava a buon fine, come in questo caso. Quindi, if fine a se stesso, non ho un'alternativa. Però potrei andare a istruire la mia struttura attraverso else a restituirmi un risultato anche nel momento in cui la condizione non andasse a buon fine. Come potete vedere in questo caso, nella prima condizione faccio un confronto, la seconda tecnicamente non ha un confronto, è solamente un'alternativa alla prima. Se va a buon fine fai così, altrimenti fai cola. Ok? Qui potremmo andare a scrivere non so cosa fare, per esempio, salvo. Essendo che la condizione case sensitive non va a buon fine, giustamente lui non potrà scrivermi hello, ma mi scriverà che non sa cosa fare. Quindi condizione e alternativa alla condizione.
il contrario. Se non è andato a buon fine, fai questo. È un po' come dire caricami questa pagina e se non la trovi invece restituiscimi una 404. Se la pagina c'è, fallo. Se la pagina quell'altra c'è, fallo. Se questa non c'è, restituiscimi page not found. Cioè, il principio sostanzialmente delle condizioni è tutto lì. Le condizioni di per sé possono avere ovviamente altre dinamiche. Per esempio potrei andare adesso a rieliminare l'else e andare a creare delle condizioni alternative. Else if, che si può scrivere sia così che tutto attaccato, condizione. E se invece $title fosse uguale a hello, quindi corretto, allora stampami $title. Ok? Qui naturalmente non andrà a buon fine. Boh. Cosa mi scriverà? Mi scriverà naturalmente hello. La condizione, la seconda, è andata a buon fine. E attraverso queste dinamiche, cioè gli else if, io posso andare a creare una pacca di ulteriori condizioni di visualizzazione della pagina. Per esempio potrei dirgli se hai scelto nero, colore di nero, e se invece hai scelto rosso, colore di rosso, e se invece hai scelto blu, colore di blu, e se invece hai scelto verde, colore di verde, e terminare qui senza dare nessuna alternativa. Vado a forzare la condizione, cioè voglio che sia una di queste. Se invece volessi vedere la quarta e ultima casistica riguardo alle condizioni if, else e compagnia, potrei creare tutto un insieme di condizioni, perché di else if ne posso fare finché voglio, e poi andare a terminare con un'alternativa. Gli sparo not found. Vabbè, qui adesso ho usato il doppio apice, ma non fa testo assolutamente, ok? Quindi se non fosse nessuna di questi, fosse inferno, tipo, ok? Andrebbe a valutare questa condizione che non va a buon fine, quest'altra che non va a buon fine, a questo punto non sapendo cosa fare, mi restituirà la 404, ok? Questo per andare a valutare un attimino il principio nello specifico. WordPress fa ampio uso di condizioni all'interno dei cicli, all'interno delle sue strutture, è un po' come quando andiamo a verificare se esistono le immagini in evidenza. If has post thumbnails, allora stampala, se invece non c'è non stamparla, o stampa qualcos'altro, ok? If has custom logo, hai il logo, stampalo, se non c'è un logo caricato magari non stampare nient'altro, lo stampa il testo. Cioè sono tante dinamiche che sono anche alla base della relazione che un sito web può avere con un database, dove va a verificare le occorrenze e estrapola i contenuti di conseguenza. Tipo i conditional tag di WordPress, lavorando con le condizioni, possono andare a dirgli, che ne so, if single, allora stampa single post title, il titolo dell'articolo. Else if is category, allora non usare single post title, ma usa single cat title e compagnia bella. Sono sicuro che quella condizione si chiami così, però vabbè. Ok, tante condizioni che vanno a permetterci di, associandole anche al video di settimana scorsa dove abbiamo visto come creare una struttura modulare in PHP, ci permettono di creare 5-6 template che al loro interno possono ricevere migliaia e migliaia di argomenti diversi, sempre passando attraverso una scelta che viene fatta attraverso un link. Anche in questo caso ovviamente stiamo appena toccando la superficie di quelle che sono tutte le dinamiche che possiamo andare a gestire. Però prima di terminare ve ne voglio far vedere un'altra, perché abbiamo parlato degli operatori di confronto, il doppio uguale, ma avevamo accennato anche il fatto di avere dei possibili operatori di confronto fatti in questo modo, con 3 uguali, il cosiddetto identico. Ecco, voglio spiegarvi cosa fa l'identico. Allora, l'identico, che obiettivamente ho visto usare pochissime volte, per quanto riguarda la mia esperienza, ha questa caratteristica: non andrà solo a valutare la tipologia di variabile, la tipologia di contenuto, ma anche la tipologia di variabile. Per esempio, se gli dico che title è uguale a 5 e faccio la verifica, ovviamente mi scriverà ok. Stessa cosa che mi farebbe anche con il confronto normale, vedete? Ok. Se invece però
vado a togliere gli apici da qua e quindi questa variabile diventa una variabile di tipologia intera, mentre questa è una variabile di tipologia stringa, con il doppio uguale, vedete, io adesso avrò comunque ok. Ma se vado a verificare questa occorrenza con i 3 uguali, quindi con l'operatore identico, confronto dello stesso tipo, lui non solo andrà a vedere il contenuto, ma andrà anche a vedere la tipologia di variabile che sto utilizzando. Se vado a salvare e ricarico, stavolta mi dirà di no. Perché? Per il motivo già citato prima, perché questa è una variabile intera e questa è una variabile stringa. E lì lui andrà a valutare la differenza delle occorrenze attraverso i 3 uguali, identico. Ok? Queste sono le casistiche relative alle condizioni per il controllo dei flussi del codice, che ci permettono veramente di andare a creare tanta roba all'interno di nostri siti web e di poter creare centinaia di migliaia di condizioni che ci permettono di costruire, come dicevo prima, pochi template e una montagna di contenuti al loro interno. Pensate solamente ad ogni articolo di WordPress o pagina di WordPress che corrisponde sempre a un ID, un identificatore univoco, per chi di voi sa cosa vuol dire, e sulla base di questo ovviamente io potrei creare 1000 articoli stampati tutti nel template single e la condizione per cui vado a pescare quello è perché la query che viene fatta al database va a verificare, va a fare un where, che vedremo tra qualche lezione, pescando l'ID che è stato assegnato tramite un link. La prossima settimana, quindi nella prossima lezione, andremo a creare un piccolo form, ok? E lo faremo funzionare. Quindi andremo anche a elaborare un attimino come rendere dinamiche le strutture in maniera che possiamo andare a forzare le condizioni attraverso una scelta che viene fatta scritta o attraverso una selezione o volendo anche attraverso un link. E anche per oggi è tutto ragazzi, io vi ringrazio un sacco come sempre di avermi seguito, noi ci vediamo alla prossima, see you next time!